È strana la vita quando ogni tanto perdi un attimo l'equilibrio. Cos'è una perdita di equilibrio? Una perdita di equilibrio è un po' perdere se stessi, perdere la percezione della nostra realtà, della nostra vita, delle nostre azioni. Indipendentemente dal tipo di vita, dal tipo di attività che deciderai di seguire, correrai sempre il rischio di inceppare nella monotonia. E la monotonia è quella perdita di equilibrio, quella perdita di te stesso, quella perdita della percezione delle giornate, delle azioni, dove tutto scorre veloce, veloce, veloce e poi ad un certo punto, se sei fortunato che ti accada, ti fermi e dici, ma cosa sto facendo? Dove sono? Non tanto chi sono, ma in questo caso cosa voglio? Ha il suo dannatissimo senso se ti fermi a pensare, se provi a ricercare in te queste formule, soprattutto in questo periodo dove in qualche modo le monotonie sono rafforzate più che mai. Le nostre giornate diventano, o perlomeno insomma mi accorgevo le mie, diventano sempre più simili e di solito quando tu attraversi una monotonia sei attratto da una via d'uscita, no? Quindi uno stimolo, ma in questi casi, no? In questi periodi di lockdown intendo, gli stimoli ti sono proibiti in qualche modo, no? Lo stimolo può essere ad esempio, ma fare un viaggio, tipo non so, voglia, ma prendo il treno, vado in Austria, prendo l'aereo, vado a Barcellona, o prendo il camper, vado in Toscana, hai capito? E neanche forse più pensi a cosa in realtà potresti desiderare. Che bello, ricordo dei vecchi tempi. Ho appena chiamato Aruba, no? Che è un hosting, un servizio che ti dà domini, spazi web, pack, eccetera, eccetera, eccetera. Per conto di un cliente, in quanto deve cambiare, diciamo, una cosa di un'anagrafica e non ti dico che impresa titanica che giri, devi fare per il sito, eccetera, eccetera. Allora ho rievocato, no, un attimo il mio essere stronzetto e commerciale degli anni che furono, no? Ho chiamato servizio di assistenza, sai, soliti discorsi dal milanese imbruttito, no? Il tempo è denaro, cioè mi state già facendo girare i coglioni, eccetera, eccetera, sempre con gentilezza, ma pur rimarcando quel concetto che mi stanno rompendo le scatoline. E lì niente, cambiano tutte le carte in tavola, no? Dalle mille burocrazie che dovevi seguire a no, no, ti mandiamo subito l'email dove tu ci rispondi, ci alleghi il modulo e basta, morta là. Mi piace, non mi piace? No, no, non esiste un mi piace o non mi piace. L'amaretto mi piace. Esiste la curiosità di questo piccolo stupore che ho provato nel rievocare le memorie passate di una vita di merda che facevo e che magari a volte a piccoli ma volontari step sto ripercorrendo e con i piccoli ma volontari ho spiegato tutto. Ogni tanto guardo le mie foto, i miei video, no? E li vedo abbastanza piatti e freddi, no? Tipo quello che sto registrando adesso, con poca dinamicità, con poca in fondo passione, emozione, no? Al contrario di altri youtuber che tipo io stimo tantissimo, tipo Emmalloru, no? Che per me è il re degli youtuber, che è anche italiano, ragazzo. E lui una qualsiasi cosa, anche cazzate, banalità, te le fa proprio vivere con quell'emozione che è quell'enfasi, no, che io avevo tipo quando abitavo in Scozia. E nella vita io quest'enfasi continuo ancora veramente alla grande ad avercela, però non riesco assolutamente a trasmetterla nei video, ossia a curare, vedi anche le voci, no? Gli spazi, le emozioni, le musiche, i suoni, le riprese, i colori, i tempi e tante cose che io assolutamente non curo minimamente, ossia sono completamente inesistenti nel mio canale, ma che se ci fossero effettivamente. Però questa enfasi, questa passione, questa energia, diciamo che non è che non esiste in me perché sono un nulla facente, sono un cazzone, no, assolutamente. È dirottata nella mia vita personale, nella mia compagna, nel mio cane e nel mio lavoro. Io metto, anche parlando solo del mio lavoro, no, del web design, io metto tantissima passione
arte e stile in tutto ciò che faccio. Nessuna cosa è messa lì a caso, anche un minimo spazio, il più stupido colore è stato provato e ragionato una decina di volte. Tutto questo non mi viene nei video, non lo so perché. Però quando non si sa una cosa basta semplicemente iniziare a rifletterci, calma, a sangue freddo, un po' in sovrappensiero, no? Insomma, un po' come quando ti parli allo specchio, no? Lasciando andare questi automatismi di domande e risposte, così quel botta e risposta a te stesso, no? Che fai. E secondo me non investo particolare attenzione nei video, a testimonianza che non me ne frega niente di niente della fama, del successo e dei soldi, in quanto le attenzioni, il tempo e la fatica e le energie che ci vorrebbero per tirare fuori un video con le controscatole come quelli che dico io sono troppi per me. Sono troppi forse per le soddisfazioni che ne ricaverei, oppure sono troppi a lungo andare per le soddisfazioni che ne ricaverei. Cioè guardo ad esempio, no, sempre, prendo ad esempio il mio mito, no, sto in Malloru che fa di quei video capolavoro. Lui addirittura li edita col telefonino, però comunque io sono sicuro che quando lui fa queste cose si può essere veloce, metterci poco tempo, eccetera, però ha comunque un grandissimo investimento, quindi non una dispersione ma un investimento di energie, tempo e energie. Cosa significa energie? Quando tu hai finito la voglia di fare, ok, perché sei stato tanto a lavorare con i video, no, con l'editing eccetera, poi per il resto della giornata si rifatti i cacchi tuoi, non hai più creatività e non hai più energia per fare altro, hai capito? E quindi perché continuo ancora con questo canale che io in fondo definisco fosso, no? Quanto è un piccolo canale, un fosso. Ma per me, sai, un po' anche per gli altri, per carità, sì, perché è vero, per carità, è proprio insito nell'essere umano questo istinto di condivisione, no? È un po' quasi come l'atto sessuale, è una cosa che ci dà la natura nel nostro istinto, eh, che serve a migliorare, a continuare la specie. Quindi l'atto sessuale serve a continuare la specie, l'atto di beneficenza, di condivisione serve a migliorare la specie, capito? È proprio una cosa istintiva. Sì, tu dirai cosa porta, ma cosa porta? In fondo anche il trombare cosa porta? Non ti porta a niente, porta piacere. Uguale, lo piacere, seppur in diversa forma, lo puoi provare nella condivisione, così come lo puoi provare per chi ne ha la possibilità, nella beneficenza, nell'aiuto verso il prossimo, hai capito? Nel miglioramento della propria specie. È strano, no? Questa frase che tu avrai sentito dire più volte, del miglioramento della propria specie, perché se ci pensi, no? Proprio psicologicamente e geneticamente parlando, l'essere umano è un animale da branco. Cosa significa, appunto, geneticamente, scientificamente e psicologicamente parlando, essere un animale da branco? Significa che tutto ciò che fai per te, per il tuo benessere, ha quasi lo stesso valore di quando tu lo fai per il resto del branco, per il resto della tua specie, per il resto del gregge. L'essere da gregge o da branco perché fa più figo, no? Perché gregge, sai, è un po' come la pecorella, fa sfigato, fa sottomesso, mentre branco, no? Fa lupo, fa cacciatore, fa dominante, fa figo, no? E allora va bene, passiamola come animale da branco, no? L'essere a un animale da branco ti porta a ragionare per il branco e non più per te stesso, questo ovviamente a livello inconscio. Poi razionalmente uno quando studia le sue cose insomma dice devo lavorare per me, far arrivare i ricavi per me eccetera eccetera, però
nel nostro profondo, nel nostro io, nel nostro subconscio, nella nostra anima, nel nostro DNA, insomma, diciamolo come che te vuoi, c'è questo desiderio di creare per gli altri, dare felicità agli altri. Ti può sembrare un po' una favoletta, ma se provi a cuor leggero, mente serena, no? A ripercorrere un attimo quei ricordi, quelle volte che tu hai fatto delle buone azioni oppure hai fatto un regalo a una tua compagna, a un bambino, no? E ricordavi questa sua felicità che scoppiava negli occhi, no? Da questa sua felicità, aspetta che mi commuovo, sentivi battere il cuore, era tutto sincronizzato. Oh Jürgen, domani non che fai perché a Marta andare via, che andare da suo papà, e dopo che viene in casa mi andare ancora se non piove. Se non piove, cioè se piove potrebbe essere là poi 11, 11 e mezza, e se no mi dispiace, ma ti sa che mio ho tanto bisogno di sudare. Cioè ti fa conto che mio ho bisogno di sudare correndo, almeno tanto quanto ti ha bisogno di riguardare tua foto in intimità con Ragionier Costa. Più o meno quelli i livelli. Ah, fate un meta a sabbia. Conta le robe come che sta. Te sei un punto, il resto non mi ricordo perché sono stato secondo a un marito. Comunque vabbè, era parolazze rivolte a te, offese, robe così, quindi fa bene offendete da solo, te sa che comunque il concetto è quello. E mi dopo domani con le 9:30 così ciappe vai via dal Cassili se vai verso stretti e basta con le cui anche a te. Fa piacere quando mi scrivono sempre tutti questi complimenti, no, per i video, eccetera. Però dall'altra parte mi sento anche, te l'ho detto mille volte, continuo a sentirmi un po' in colpa perché ti sto proponendo contenuti presentati di merda. E tu mi dirai, beh, cosa c'entra? Importano i contenuti? No, proprio no. Perché cito sempre quel dannatissimo esempio della Scozia, in cui io ebbi veramente una pietra miliare della mia esistenza, no? Questo flashback di quando io, tornando a casa dal lavoro, una sera stavo camminando in riva all'oceano, no? E niente, mi accucciai, toccai l'acqua, perché ero anche molto giovane, no? La prima esperienza all'estero, puoi immaginare, no? Un'altra lingua e tutto quanto, cioè proprio ero completamente stravolto, era una sorta di sogno a occhi aperti. E toccando quest'acqua, tipo dissi a me stesso, sono nell'oceano, sono nello United, dissi, cioè per me era un traguardo irraggiungibile che stavo vivendo, no? Però la Scozia è sempre quella, la Scozia, soprattutto quel cazzo di spiaggetta dove io ficai le mie dita, no? In riva all'oceano, è quella stessa Scozia che puoi visitare da turista, passeggiare e dire, boh, non è neanche quel granché sta spiaggia, cioè voglio dire, la Scozia offre molto di più della spiaggia di Ear, però ti dico, era l'enfasi, non era la spiaggia a far vibrare tutto, era l'enfasi. È uguale nei video, cioè non è tanto quel cazzo che io vivo e racconto, ma è il come lo racconto, capisci? Per quello mi dispiace fare sti video di merda. Perché alla fine ti ritrovi un ragazzo che per quanto giovane ha avuto tante esperienze, belle e brutte, si parla dall'antroposofia alla filosofia alla scienza, tutto all'interno di un camper, perché sto povero Pirla alla fine è andato pure a vivere in un camper, bene o male ha girato il mondo, ha avuto compagnie e fidanzate da ogni parte del mondo, e quindi voglio dire, il contenuto in teoria anche ci sarebbe, ma manca quell'enfasi, ossia non tanto l'enfasi di io che racconto, ma l'enfasi degli effetti audio e video, perché tu con me, ragazzo, stai interagendo comunque tramite un video, ok? Quindi le mie parole possono far poco se le vibrazioni delle mie immagini e dei miei ricordi non vengono onorate dalle giuste riprese, dagli giusti effetti speciali, dal giusto tono di voce e dai giusti effetti sonori, capisci? Cioè, io veramente ti invito caldamente a guardare un video a caso che fa lo youtuber Emma Loru per capire
cosa intendo io con comunicare le proprie emozioni, indipendentemente dal tipo di emozioni e avventure che si stanno vivendo. Per carità, non ho bisogno di nessun rafforzamento, di nessun incoraggiamento della serie. Non è che adesso dire ma no, Singano non è così, qua e là. Assolutamente no, però mi sento in obbligo, visto che io e te comunque ci conosciamo ormai da anni, da tanto, di continuare ad essere sincero, di continuare a sviscerare ogni aspetto di questa vita che abbiamo imparato con questo canale. Altro non è che ciò che abbiamo appena detto, l'interpretazione di tutto ciò che ci gira attorno. Quindi ha ben poca importanza cosa ci gira attorno. Abbiamo visto, continuiamo a vedere, e per quanto riguarda i video di YouTube l'amico Emallauru ti saprà confermare cosa diavolo significa interpretare la vita. È un po' come la storia, no, dei ricconi, no, che vanno in giro con gli yacht, no, si fanno le tavolate in discoteca con queste bottiglie da 4.000 euro di champagne. E in realtà in alcuni casi, ovviamente non in tutti, non facciamo di tutta la loro fascia, la loro vita è abbastanza vuota, lo fanno tutto ciò per ostentare o per cercare di sfuggire da questa noia, da questa povertà di soddisfazione, aggrappandosi a degli stereotipi, no? Che è lo sfarzo, il lusso, l'ostentamento, no? Del potere d'acquisto. In poche parole, nella vita stringi non è importante quello che sei, quello che fai, quello che hai, ma il come vedi, interpreti, pesi quello che sei, quello che hai e quello che fai. Ma guarda, anche il motivo per cui tu mi segui molto probabilmente, e se è solo per questo sinceramente un po' anche mi rammarica, mi rattrista, mi dispiace, è il fatto che io vivo in camper, no? Quindi spero non sia solo quello il motivo, no? Però il fatto di vivere in camper, vedi, tu lo vedi come una figata, guarda questo che forte che vive in camper. Io lo vedo come una figata, che bello, sto vivendo in un camper, adesso sono qua, domani sarò là, la prossima settimana tipo vado a Verona a trovare Fabio, eccetera 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 eccetera. Ma sai quante altre persone dicono ma guarda sto sfigato, ma guarda questo poverino, ma anche proprio con compassione, che vive in un camper. Però se ci giri attorno, no? Proprio prova a immaginare questa scena 3D di questa pallina, no? Che vivere in camper e queste telecamere plurale che girano attorno a questa pallina, no? Ok? E ogni telecamera ha la sua visione, e quello è lo sfigato, e quello poverino è uno che ha difficoltà economiche, e quello poverino è un disagiato, e quello è un personaggio, e quello è uno che ha capito tutto, e quello è un figo, eccetera eccetera. Però nonostante tutti questi diversissimi, estremamente diversi tipi di interpretazione, di visione delle cose, la pallina è sempre quella. Io comunque sono sempre io, vivo sempre in camper, e il camper purtroppo è sempre questo, insomma, cioè purtroppo. Scusa Pulmin. Quindi vedi, anche nella vita di tutti i giorni, nella semplicissima e dannatissima vita di tutti i giorni, è importante, è essenziale, no importante, è essenziale questa interpretazione, questa visione, questo c'è chi lo chiama ottimismo, no? A volte, no? Sai, quando hai questa visione allegra della vita, che può essere dettata a volte magari anche a degli sbalzi d'umori dovuti a reazioni chimiche o ormonali del tuo corpo, però vabbè, non scendiamo troppo nei dettagli. È questo ciò che piace a te. Non è il fatto che io vivo in camper o dica e faccia certe cose, no. Ciò che piace a te è la predisposizione ad apprezzare una cosa. Quindi prova a immaginare, se tu dopo la tua giornata di lavoro prendi il tuo telefonino, la tua macchina fotografica o il tuo cane, meglio forse il tuo cane,
prendi, te ne vai a farti un giro, se sei fortunato ad averceli, in mezzo a dei campi o in mezzo alla natura, no? E là inizi un po' a perderti, a osservare i piccoli insetti, le foglioline, i fiorellini, le muffe, le musche, i licheni, come ti insegnavo a scuola, eccetera, eccetera. Vedrai che la tua vita per un attimo, se impari a darci la giusta enfasi, no? Anche quelle piccole cose, che insomma piccole, chi ti ha detto che sono piccole? Ti hanno insegnato che sono piccole? Che cazzo te sto discorso che le robe sono piccole? E vedrai che quella giornata poi ti rimarrà dentro, seppur fatti alla mano, tu in teoria non hai fatto nulla di nulla perché ti sei fatto una passeggiata in mezzo al campo, però vedi, io ho ricordi di queste giornate in cui mi sono preso il mio tempo, probabilmente non avevo neanche GoPro o fotocamere dietro, e niente, io sono stato ore e ore tipo a leggere dei libri sdraiato in mezzo al grano turco, cioè sono quelle cose che probabilmente forse una volta erano anche normali, adesso sono diventate talmente rare, talmente inusuali, talmente interpretate anche come noiose, no? Vuote, da non essere più praticate. E iniziando a non praticare di qua e continuando a non praticare di là, iniziamo anche contemporaneamente a perdere questa assegnazione dell'enfasi alle cose, ossia questa assegnazione del valore, delle emozioni che noi proviamo in tutte queste, ci hanno raccontato, piccole cose. Guarda, tutto quello che ci siamo detti adesso, può arrivare il pirla di turno, no? Che magari può dire ma questo sta parlando a vanvera, sta parlando del niente, no? E io però contemporaneamente alla riflessione di questo pirla di turno sto percependo questo attimo, questa mezz'ora, 10 minuti, adesso non so quanto tempo è passato, come una sorta di regalo, di dono di vita. In fondo anche questa è una piccola pietra miliare della mia vita dove io mi sono soffermato a fare questo ragionamento, ossia a creare un pensiero, a amplificare le mie interpretazioni, le mie capacità di osservazione. Se tu hai capito tutto quello che io ho provato, insomma, con i miei limiti a raccontarti, potrebbe anche essere che arrivi al punto che mi dirai: ok, bello, figata, come faccio a farlo? Non lo so, cioè non lo so, proviamo sempre a me piace sperimentare con la mente, no? Quindi a ripercorrere un attimo le mie emozioni, a rivirtualizzarle, a riproiettarle una seconda volta, no? Nello spazio dei miei ricordi, no? Dei miei pensieri, ma forse c'è anche questo provare a sperimentare tutte queste piccole cose, il provare anche a sperimentare, a aumentare l'attenzione nelle piccole cose, il provare anche a rallentare i tempi con i quali tu fai le cose, provare un attimo anche a abbandonare i preconcetti che queste cose possono essere inutili, non remunerative, quindi insomma in qualche modo trovare anche una tua intimità di pensiero dove ti ritrovi faccia a faccia con te stesso e non più con queste convinzioni che provano a far tuo il concetto che questo autosimposio, perché simposio è, dato che mi sono pinciato 3 bicchieri di amaretto, sia una blasfema perdita di tempo. Brutto muso da merda, va bene, ok, dopo ognuno ha ciabatte strette, prossima settimana, tanto noi che era più fretta a fare quel lavoro là. Certo che è un bel diario, cazzo, dai, io sono paese stretti. Dio caro, beato te che può fare queste trasferte così col camper, che ha tutta questa flessibilità. Sai che stretti dopo tra qualcuno che ti dà a mangiare, che ti dà anche un quarto dove andare, ti arriva la stufa strema. Mamma mia, che roba, ciao. Ciao Muri, ciao, sei venuto a trovarmi, così quanti coccoloni, abbracciamoci, forti, tanti coccoloni, io ho tanti coccoloni. Ascolta Amy, tu vorresti tipo uscire, che piove, accidenti, sta piovendo anche bene, però il cane Polito dovrebbe andare a fare le sue cose. Però cane, forse
è il momento ideale per provare il regalino che ti ha fatto lo zio Fabio. Ah, vuoi che vediamo, che proviamo lo regalino che gli ha fatto lo zio Fabio? Che era? Mi pare che era qua. No? Ah, eccolo qua. Conoscendo il CP, non so quanto felice tu puoi essere di te di metterti il K-Way. Ma è il CP Way questo, non è il K-Way. Aspetta che capiamo. Allora qua guarda, hai anche il cappuccio. Madonna Amy, che figata. Aspetta, fermate. Cara che scorinzolo, mio amore. Quanto bravo è sto cane, da 0 a bravo, quanto brava sei. Allora, zampina 1, non preoccuparti, faccio io, vai tranquilla. Fidati del bianco, ecco qua. Una, e adesso, in teoria, porta pazienza cane perché ha se robe che par semplici, ma in realtà, forse la zampina l'altra va messa di qua e dopo va indossato su così, credo. Aspetta, porta pazienza cane, perché se robe che prova a mettere il testino qua, eccolo là. Ok John, hai visto che ce l'abbiamo fatta? A parte che sei un cane bravissimo te, bisogna dire, diamo al CP quello che è del CP, e sei un bravo cane. Com'è che si imbottona qua? Aspetta che ti imbottono qua, dopo vai via tutta scollata, spudorata, spudoratona. Chiudi qua, che dopo hai tutti i spasimanti che ti corrono dietro. Boh, vieni su che ti preparo l'altra satina, ferma là, ecco qua l'altra satina, in modo tale da avere qua hai anche, guarda, oh che figata, guarda, hai anche i cordini e tutto quanto, guarda. Puoi mettere anche il cappuccio, guarda qua, ecco là, guarda che bel CP che sei, dai. Buon dai CP, sei grande, puoi uscire da sola, dai, vai a fare il giro, eccola, non tornare tardi. Eccolo. Vai Sigari!